C'è lo streaming video, ci stanno vedendo ovunque sul sito www.radiopadania.org. Allora possiamo partire. Bentrovati da Sammy Varini su RPL, Radio Padania Libera, eccoci, musica indipendente. Ogni martedì dalle 13:10, ogni sabato alle 20:30, la vostra dose settimanale di musica territoriale, quella buona, come quando si fa la spesa, si va nell'azienda agricola del contadino, si comprano le uova, il coniglio, le verdure se siete anche voi padani vegetariani, insomma le cose che non si trovano facilmente nei supermercati. Noi cerchiamo di farvi ascoltare la musica che non si sente sulle altre radio e che addirittura è difficile persino da trovare su internet. Oggi, signori, sorpresa! Se avete il computer acceso su radiopadania.org, lo vedete, è già qua, signori, è di fianco che vi sta facendo ciao ciao, ma prima di farlo salutare io lancio immediatamente il suo ultimo pezzo. L'abbiamo sentito sabato sera sul palcone di Pontida 2014, è stato applaudito come non mai, lo stiamo trasmettendo e da oggi su Radio Padania andrà spesso e volentieri. Sto parlando della nuova canzone di Mario Benetti! Sospingi nell'Europa col cambio sfavorevole, il trofeo. Autore Mario Benetti negli studi di Radio Padania Libera. Io apro subito le telefonate allo 0266 20 3529. Se ci seguite nella diretta del martedì, fatevi avanti. Mario, ben ritrovato. Ciao Sammy, grazie mille dell'invito qua a Radio Padania. E siamo belli freschi di Pontida. Cavolo. È stata una serata veramente, veramente bella. Peccato per il tempo, comunque devo dire una rosa di artisti che non mi sarei aspettato di trovare. Ce n'era per tutti i gusti. Ce n'era veramente e gente nuova. Abbiamo dato spazio a ogni genere musicale,
roba quasi tutta in lingua, in dialetto, ma giustamente c'è stata anche la protesta e la proposta sociale di Mario Benetti, che hai portato questo pezzo intitolato Deurubati, di apostrofo Eurubati, anche un po' difficile come titolo, ci ho messo un po' a capire, ho detto cazzo si è inventato questo qua un'altra volta, e adesso tra poco ci spiega il Mario Benetti come mai questo titolo. Un pezzo che è stato commissionato, lo sveliamo, non è un segreto, è stato commissionato a Mario Benetti direttamente dal segretario federale, da Matteo Salvini. Cioè, qui proprio... Allora, è andato così, arriva un messaggino questo sabato sera, giusto? Sì. Dove Sammy Varin mi dice Matteo Salvini vorrebbe un pezzo, basta euro, che sia coerente alla linea del No Euro Tour che c'è proprio in questi giorni, viene proposto. E domenica mattina l'ho scritto. Lunedì gli ho mandato la mail. Era già pronto praticamente, cioè in un giorno il Mario Benetti, si vede che ce l'aveva proprio dentro di impeto, no? In un giorno ha scritto il testo, ha fatto la musica, io sono arrivato lunedì e l'ho già ricevuto dentro nella casella di posta. Pazzesco, chiaramente l'abbiamo fatto sentire subito. L'altro messaggio che ti ho mandato quando ho fatto la marcetta per la trasmissione. Sì. Risveglio. Esatto, adesso parliamo che di questo. Sentiamo le telefonate intanto. Pronto? Pronto, ciao Sammy, ci siamo conosciuti sabato sera. Sono quel personaggio che con la moglie ha comprato il primo CD venduto di Radio Padania. Oh, che onore! Esatto. Si dà il buon esempio così. È vero. Esatto. Volevo portare un grande saluto a Mario Benetti. Grazie mille. Perché l'ho rivisto a Pontida dopo tanto tempo. Io sono uno dei suoi primi fans. Ciao Mario, sono Graziano. Ciao Graziano. Ah, non te l'ho riconosciuto. Ciao Graziano, mi ha fatto piacere anche a me vederti. È stato un vero piacere e spero di vederti presto ancora nei concerti. Sì. Perché io appena potevo, io e magari anche la famiglia, andavamo ai concerti di Mario Benetti. Altra novità di oggi è che annuncerò la mia ripresa ufficiale. La ricomparsa sui palchi. Volevo chiedere una cosa, il brano bellissimo, l'ultimo brano che abbiamo sentito anche a Pontida, dove lo posso trovare? Perché io ho tutti i CD di Mario Benetti. Lo teniamo ancora in sospeso per qualche ora, perché proprio stamattina il Sammy Varin lo ha inoltrato a tutti i mass media. Ti saluto intanto, grazie caro. Va bene, ciao, complimenti. Grazie. Ciao, grazie a te. Proprio Padania libera. Ciao. Sempre. Abbiamo inoltrato questo pezzo a tutta l'organizzazione Lega, essendo un pezzo che parla effettivamente di ciò che la Lega cerca di trasmettere politicamente in questo momento storico. L'abbiamo inoltrato a tutti i mass media, a tutti coloro che stanno lavorando in questo momento per portare avanti le idee della Lega in vista della campagna elettorale che siamo agli sgoccioli. Il 25 di maggio, signori, si vota. Questione di poco e lo vedremo su YouTube, lo vedremo su Facebook, certamente lo faremo in modo che si possa scaricare anche dai consueti portali a meno di €1, le solite cose, ma alla base di tutto io posso già dirvi, se mi scrivete una mail a sammy.varin@radiopadania.net io ve lo spedisco senza nessun problema, perché in questo momento è, diciamo, un tormentone questo pezzo dei Rubati, una specie di inno che deve servire anche per chi crede davvero nel nostro territorio, per chi crede davvero in un'Europa delle regioni, dei territori, e vuole portare avanti questa filosofia di vita. Chiaramente è da caricare sul telefonino come suoneria, è da mandare all'amico che vota Beppe Grillo senza sapere che è un voto inutile, perché Beppe Grillo starà lì a guardare lo sfacelo, finché non sarà tutto fallito lui non farà nulla. E insomma ci sono tante persone a cui poter inviare questa canzone, ed è bello, Mario, che tu ti sia ributtato alla grande, perché il Benetti non è mica nuovo a queste avventure, ne ha fatte altre e tra poco le sentiamo. Intanto abbiamo le linee aperte, 0266203529. Pronto? Pronto? Uè. Buona Padania. Buona Padania. Dopo 4 giorni sono senza voce. Non dirlo a noi, guarda. Mario, adesso capisci chi sono. Sono Anna di Pontida al Gadget, che ti ho venduto la maglietta. Ciao la Anna. Ciao, come stai? Io sono innamorato della canzone della Ninna Nanna. Sono tutte belle, però la Ninna Nanna, io voglio la Ninna Nanna.
Comunque complimenti, sei bravissimo. Ciao Senti, un bacione a tutti. Grazie. Ciao e grazie per... E ne approfittiamo anche per salutare tutti quelli che hanno lavorato a Pontida in questi giorni, Esatto, giovedì, esatto. venerdì, sabato e domenica, mai avuto una Pontida così piena di gente e così lunga soprattutto. Dicevamo che Mario Benetti non è nuovo a avventure di questo tipo, un cantautore da tantissimo tempo, dai tempi di Mario Benetti e le mele spinte, Sì. che già uno dice, ma che cacchio vuol dire, no? Se ne inventa sempre una, sto qua. Cosa vuol dire Mario Benetti e le mele spinte? Se te la spiego tutta. No, Sammy. è troppo lungo. Sentiamo una Veramente. telefonata. Sentiamo... Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Carlo da Varese. Senti, Sì. sono un po' fuori tema, Sì. ma ho sentito che Salvini è sbarcato a Napoli fra gli insulti e tutto e ogni cosa. Puoi dirmi qualcosa? Io ho preso la notizia da Leo, ma l'ho presa per la coda, non so niente. Niente di che, caro, niente di che. È uno dei tanti gazebo della Lega, questa volta in pieno centro di Napoli, e chiaramente c'è qualcuno che magari non è d'accordo con la nostra politica. Succede un po' ovunque, ti immagini che non succeda a Napoli. Non è la prima volta e non sarà certamente l'ultima. 0266203529, in diretta con noi Mario Benetti, che ci lancia adesso un altro inno che abbiamo sentito nelle scorse settimane, negli scorsi mesi a più non posso, che parla di immigrazione. Sì, è quel pezzo che si intitola Fuera di Bal, non so se ve lo ricordate, l'abbiamo lanciato tante volte da questi megahertz, parlando del fatto che forse bisogna fermarsi con l'accoglienza, non c'è più posto, non c'è più spazio, non c'è più lavoro, non ci sono più case, e il rischio che questa gente, questa povera gente che arriva, molti sono poveri, non tutti per la verità, finisca poi nelle grinfie della malavita o degli imprenditori che li sfruttano e li fanno lavorare per pochi euro al posto nostro. Allora lo diciamo in maniera poco gentile ma sicuramente molto chiara. Dillo te che parte poi la canzone. Fuera di Bal.
Fera di Bal. Dal concertone di Pontida 2014, sabato scorso, Mario Benetti con Fera di Bal. Approfittiamo naturalmente per salutare e ringraziare tantissimi artisti che si sono alternati dalle 6 di sera fin dopo mezzanotte e non se ne volevano più andare né gli artisti né gli spettatori sabato scorso al concertone di Pontida. Se non ci fosse stato il service che guardava l'orologio e diceva Fera di mezzanotte, Fera di Bal, saremmo andati avanti tutta la notte a suonare. Grazie a voi artisti che siete arrivati a chilometro zero e, lo devo ripetere, a costo zero, chi ha fatto anche qualche centinaio di chilometri per arrivare a Pontida, per passare una serata in compagnia, per tornare a parlare in lingua, in dialetto, per portare avanti anche idee politiche che non sono né di destra né di sinistra, sono idee per proseguire questa esistenza in questo paese, per non morire strangolati dall'euro, per non morire invasi da clandestini. Il Mario Benetti, avete sentito, già in tempi non sospetti, non possiamo dirlo perché già qualche anno fa eravamo in una situazione molto simile, cantava Fera di Bal, sì. È vero. Comunque, se posso, diciamo così, dirlo anche a nome di tutti gli artisti che c'erano, anche grazie a te Giovanni Polli, vi siete fatti veramente un mazzo così. Ma è stato solo a me forte. non so quanti messaggini sono arrivati, immagino agli altri hanno avuto il telefono bollente tu. Sì, guarda, ha fatto bene alla salute. Sì. Roba del genere. Tipico di noi padani, di come ci organizziamo, di come siamo reattivi e siamo... E la gente risponde, perché stanno scrivendo ancora adesso su Facebook: dai, come faccio, voglio contattare questo o quest'altro artista. Chiaramente, se volete invitare alle vostre feste, qui parlo con i sindaci, con i segretari di sezione, se volete invitare alle vostre feste gli artisti che avete sentito sabato scorso al festone di Pontida, potete passare da Sammy Varin cercandomi su Facebook e ricordate che sono artisti territoriali che escono veramente per pochi euro e vi regalano delle emozioni fortissime. Mi viene in mente certo il Matteo Tiraboschi, l'artista non vedente che ha fatto piangere tanta gente sabato scorso con il suo concerto sul palco di Pontida, ma mi vengono in mente i Longobardet. Quando il mic si è gettato sul pubblico è stato veramente una roba. Sì. Per dirti, insomma. Anche la Viviana Lafranchi, che ho avuto modo di conoscere, oltre ad essere una bella ragazza, comunque già ti telefonai tempo fa per dire: ma che sta ragazza canta veramente bene. Cosa vuol dire il pugno chiuso del regista? Secondo te? Non lo so. È un fan della Viviana, si vede. Sei un fan... ho capito. La Viviana Lafranchi, cercatela su Facebook, è effettivamente una gran bella figliola, sì. Ma soprattutto è brava, c'ha una grinta, ragazzi. Questo è il bello di portare avanti il discorso musicale, e canta in dialetto bresciano. Ho avuto modo di conoscere il Beppi, che di persona non l'avevo mai conosciuto. Mi ha fatto anche una dedica sul suo disco, anche la Viviana, Cinelli, vabbè, ci eravamo già conosciuti. Comunque è stato bello sia rivedere persone che è un po' che non vedevo, e vedere gente nuova che finalmente ha trovato il coraggio di buttarsi nella musica fatta in lingua, in nostri dialetti. Certo, portare avanti le istanze dei territori in un'Europa che sembra fregarsene altamente di come sta andando il nostro paese e delle nostre produzioni tipiche, perché l'ultimo dei problemi è tutelare le nostre tipicità, anzi, quando ci prova Regione Lombardia immediatamente arrivano le strigliate italiane ed europee. Noi crediamo ancora nel chilometro zero e pensiamo che bisogna ricominciare a comprare italiano. Basta comprare roba dall'estero, basta accettare le imposizioni dall'alto, anche dal punto di vista musicale, certo, perché tutti i grossi network, le radio nazionali ti mandano sempre in onda le stesse 20 canzoni e alla fine hai il lavaggio del cervello. Qui su Radio Padania succede l'esatto opposto. Noi i pezzi che vanno sulle reti nazionali non li trasmettiamo. E a proposito, visto che abbiamo un collegamento telefonico, la mandiamo la canzone Stringimi che c'hai sul desktop. È un pezzo nuovo, nuovissimo, in un CD che sta ancora per uscire. Lo abbiamo fresco, freschissimo da lanciare nell'etere padano, e come minimo lo lanciamo. Lei si chiama Roberta Pompa.
Se insiste tu dici stringimi, questo è il bel pezzo sentito da parte di Roberta Pompa che tra pochissimo avremo al telefono, ma intanto c'è la coda telefonica per il Mario Benetti che abbiamo qua nei nostri studi allo 0266203529, sentiamo se c'è qualche ascoltatore che li vuole fare, non c'è più, che li volesse fare qualche domanda, è caduta la linea e allora becchiamo al volo la Roberta, giusto? Roberta, buongiorno! Buongiorno, ciao a tutti! Ehi là. Ciao Roberta! Uè, Ciao. che pezzone, Roberta, che pezzone dolce, dolce, dolce. Grazie. Senti, ma questo è il primo singolo, ti sei buttata da poco in questa avventura musicale, so che c'è un CD che sta per arrivare tra poco, quindi ci bisogna assolutamente essere pronti. Raccontaci, dacci un aggiornamento sulla tua situazione musicale. Ecco, questo è Stringimi, quindi è il singolo che aprirà poi l'EP che uscirà il 24 maggio, che si intitola Favola Imperfetta. Che dire, sono molto contenta perché il disco parla di me, è influenzato da tutto quello che a me piace a livello musicale, quindi questo pop international elettronico. Ho lavorato con degli autori straordinari, è un bellissimo lavoro, sono molto contenta e spero che piaccia anche a tutti i miei fan. L'atmosfera c'è di sicuro. Senti, ma è il singolo d'esordio quindi che ti lancia nell'empireo musicale o hai fatto anche altre situazioni precedenti? No, questo è il primo. Dai, il primo singolo. Che storia, bello, una bella emozione, soprattutto, sai, condividere quello che si riesce a trasmettere con centinaia e centinaia di persone. Chi ha scritto questo pezzo? Questo pezzo è stato scritto da Stefano Paviani, Fabio Castelli e Francesco Menozzi. E dai, senti, compagni di viaggio, d'avventura, in una splendida avventura che è quella appunto di trasmettere emozioni attraverso la musica e il canto. Come avere la musica di Roberta Pompa? Sei già su internet, c'è già in giro qualche video, è possibile scaricare legalmente la tua musica? C'è un Facebook? Allora, manca poco. Sulle piattaforme digitali Stringimi uscirà il 9 di maggio, quindi questa è un'anteprima ancora. Grazie. Mentre il disco, l'EP, uscirà il 24 di maggio. Comunque sulla mia pagina Facebook, che è Roberta Pompa Maia, si trovano tutte le informazioni, o sul mio Twitter anche, che è Roberta Pompa. Dai, cerchiamola. La Roberta che arriva esattamente da dove? Di dove sei? Io sono di Ospitaletto, in provincia di Brescia. Allora siamo quasi vicini di casa, sì, assolutamente. Roberta, mi raccomando, quando esci con il CD, bussa a Radio Padania, ci beviamo un buon caffè padano insieme e presentiamo l'intero CD, dai. Assolutamente, grazie. Roberta, io un in bocca al lupo grande, mi fa piacere vedere i giovani che si mettono nel mondo musicale. Una domanda, è tutto in italiano il tuo disco? Tutto in italiano, rigorosamente in italiano. È un bel coraggio anche di questi tempi che tutti fanno i fighi, sai, cantano in inglese, che è anche più facile cantare in inglese. Pensavo in dialetto io. In dialetto dici, sperando. Beh, la speranza è quella. Io lo dico, Roberta, di inserire sempre una Ghost Tracks nel CD ufficiale, una traccia fantasma in dialetto, quindi un pezzo in bresciano, dai. È una bella idea questa. Facci un pensierino. Potrei pensarci per il prossimo disco. Esatto, facci un pensierino che se lo lanci da Radio Padania entri nella hit parade immediatamente. Grazie Roberta. Ciao Roby. Grazie a voi, grazie, ciao a tutti. Ciao, Roberta Pompa, cercatela su internet, questo pezzo dolcissimo intitolato Stringimi, ma adesso siamo di nuovo con il Mario Benetti direttamente da Pontida, ci è venuto a trovare negli studi di Radio Padania. Cercate il Mario Benetti, cercate, ci sei su Facebook? Certo che ci sei. Boh, ci sta pensando perché il Mario non è tanto internetaro, cioè è uno che internet c'è qualche omonimo probabilmente, c'è qualcuno che ha il tuo stesso nome e cognome, Mario Benetti, chi vuoi che si chiami Mario Benetti? Nessuno, un fracco di gente, ma lui ancora in veste ufficiale non ci sei su Facebook. No, Facebook non lo uso mai, devo fare un Facebook dedicato solo alla musica e a un po' di cose che adesso racconterò, ma sentivo che c'è gente che ti aspetta al telefono. Mi aspetta, speriamo per non picchiarmi. Pronto?
Sono Matteo Tiraboschi, ciao! Eccoli! Ecco, ciao Matteo. Complimenti, benissimo. Cavolo, Matteo Tiraboschi. Stupenda esibizione a Pontida. Veramente grazie, bravo. Grazie. Veramente bravo. Hai fatto di tutti i colori. Sono molto bravo, veramente. Siete stati tra i più applauditi voi, insieme anche ai Longobardet, poi chiaro c'era Cinelli, il Bepi, e qui siamo nell'Empireo proprio, però voi siete stati tra i primi a esibirvi e applauditissimi alla grande, anche se facevate generi completamente diversi, il bel canto del Matteo Tiraboschi e le canzoni più leggere ma molto pungenti del Mario Benetti. Matteo, a me ha colpito, ti ripeto, mentre cantavi la gente a un certo punto si è alzata in piedi e vedevi gente che piangeva dall'emozione. Matteo. Sono cose belle, fa piacere. Io voglio ringraziare da questi microfoni di questa grande radio tutto il pubblico che l'ho sentito veramente caloroso nei miei confronti, si è lasciato accompagnare dalla mia musica e fanno parte del mio cuore come io penso del loro. Quindi voglio solo dire un grande grazie e come dico io, non perdiamoci di vista. Matteo, ma sei tu l'autore delle tue canzoni? Qualche nota l'ho fatta anch'io, però l'autore è Paolo Scritto. Però qualche nota ce l'ho messa anch'io, sì. Qualche consiglio gliel'ho dato. Mi sa qualcosa di più anche di un consiglio, perché il Matteo Tiraboschi è un vecchio della musica. E noi ci eravamo incrociati quando ancora, forse negli anni 90. Nel 1993. Mamma mia, ragazzi, penso un po'. Ero andato a un suo concerto che lavoravo, chissà anche Radio Italia, Kiss, chissà dove, via Radio. Sì, quella radio lì. Ti avevo invitato, sei venuto a Busnago. Pazzesco, roba incredibili. Matteo Tiraboschi, cercatelo anche qui, lui c'è invece su Facebook, non ci vede ma tecnologicamente è all'avanguardia e riesce chiaramente a rispondervi con qualunque metodo gli scriviate, lui vi risponde. Matteo, sei un figo della miseria, perdonami, ma sei veramente uno che ci sa fare anche con la tecnologia. Matteo Tiraboschi, anche lui, lo ricordiamo, è uno di quelli che è stato al concertone di Pontida sabato scorso, ma è disponibile per le vostre feste, per la vostra musica. E vedrai, Matteo, che organizziamo qualche cosa, magari insieme proprio al Mario Benetti, ok? Sarebbe veramente bello. Volentieri, grazie a voi. Ciao Matteo, un abbraccio. Ciao Matteo Tiraboschi, e la sua musica chiaramente la trovate su internet o, così come la musica del Mario Benetti, la trovate nell'ultima Padania Compilation, andata a ruba a Pontida, ve ne devo ringraziare, ne ordinate altre copie, ve la possiamo spedire a casa se chiamate lo 0331 833 019, ripeto 0331 833 019, un CD raccolta che contiene tantissimi artisti, tra questi c'è il Matteo Tiraboschi, il Mario Benetti, ma moltissimi altri che abbiamo ascoltato sabato scorso al concertone di Pontida. Pronto? Buongiorno ai presenti, chi ci ascolta. Buongiorno. Ce l'ho con Benetti oggi. Cosa c'è? Niente, intanto è parente del mitico roccioso centrocampista Romeo Benetti. Purtroppo no. Niente che fare. Allora, c'è la prima parte della canzone che hai fatto, il cambio, lo devi cambiare, perché neanche Salvini, quando ha conosciuto il guru e il mentore professor Claudio Borghi Aquilini Mazzanti Vendalmare, dice che l'euro poteva essere cambiato a 2.500 lire, quindi è tutto sbagliato quello che dice la prima parte. Potevamo fare meglio, è vero? Grazie anche al nostro ascoltatore 0266203529. Chi è più veloce entra in diretta, ma intanto noi lanciamo un altro pezzo storico che dedichiamo proprio a questo ascoltatore che probabilmente con il suo voto ha dato una mano al centro-sinistra ad arrivare qui a Milano e a regalarci lo spettacolo che stiamo vivendo in queste settimane. Fatevi un giro alla stazione centrale di Milano, praticamente potete scegliere la zona profughi, la zona dove trovate Zingarelle, la zona dove trovate Marocco e varie altre tipologie di etnie che poi litigano tra di loro, che pisciano, che cagano qua, giù, là, ma questa è la Milano dell'Expo che a quanto pare vuole Pisapia. Un pezzo cantato qualche anno fa dove Mario Benetti a quanto pare presagiva quello che sarebbe accaduto. Questo pezzo qua è nato quando una mattina andando a Milano vedo il faccione di Pisapia con scritto Milano Buongiorno.
Vorrei adesso rimettere lo stesso coso, però con quello della Lega, Milano Buongiorno, vedere se è ancora così buono il giorno dei milanesi dopo Pisapia. No, esatto. Cosa ha fatto? Dopo ha fatto la zona C, ha aumentato del 50% i biglietti del... E buongiorno. E buongiorno, lasciamo stare, va. E poi chiaramente se uscite qua fuori da Via Bellerio ci sono i giocolieri al semaforo che buttano gli agli e birilli con la zingarella che atteggia anche qualche mossa di ballo, signori, veramente roba da vomitare. Mario Benetti! 1, 10, 100, 1000 popoli. Benetti, Milano in vendola. Tutto vero, E ai Gay Pride faremo grande festa con coppie di fatto e di fattori. Tutto vero. Cioè, no, non andiamo appunti da fare festa sempre. Quella la facciamo ed è una festa vera, una festa sincera, una festa di popolo dove ci si trova, ci si guarda negli occhi, ci si abbraccia. Questa è la grande differenza tra movimenti, ad esempio, come quello di Beppe Grillo, che non si troveranno mai a mangiare un panino col salame in una sede, perché non ce l'hanno la sede, perché sono eterei, vivono su internet. Mi sono girato dietro in mente a Salvini che mangiava la pizza.
Sì, in mezzo a noi, così. È Sono andato a quello, fargli la foto là col bambino disturbato, però intanto ho la foto con Ma certo, Salvini ci ha uno fatto, di noi. ci ha fatto impazzire, esatto, uno di noi sabato scorso al concertone di Pontida, mentre la gente pogava sotto il palco. Ho visto Salvini con il telefonino che sotto il palco faceva il filmino, faceva le fotografie in mezzo alla gente che pogava, che non si era accorta inizialmente che era Matteo Salvini, andava avanti a pogargli addosso, eccetera. A un certo punto uno si è girato, ma Matteo Salvini, così si è fermato a salutarlo. Incredibile. E poi ci ha anche ringraziati alla fine. Sì. Cioè, il giorno dopo, la domenica, ha ringraziato anche gli artisti. E non è Questo. cosa da poco. No, E anche il tuo messaggino. certo, alle 9 di sera mi è arrivato proprio il messaggino del Matteo Salvini che ringraziava me e tutta l'organizzazione, e sono cose che fanno piacere, piccole cose da parte di una persona in battaglia, in prima linea come il nostro segretario federale. Velocissimi, più veloci entrano in diretta 0266 203529, il cantautore Mario Benetti, quello di Al Ristorant Cinese. E Il Ristorant Cinese è una delle canzoni inserite nell'ultima Padania Compilation andata a ruba a Pontida, ma ne abbiamo ancora un po' di copie. Quelli che chiamano lo 0331 833 019, che è il numero della Pongo Edizioni che ci ha pubblicato il CD, 0331 833 019, ne possono ordinare a casa direttamente una copia, e qui c'è dentro veramente il più bello musicalmente di Radio Padania Libera, il Mario Benetti, il Matteo Tiraboschi, ma tantissimi altri artisti territoriali che non si trovano facilmente in vendita, anzi molti di questi proprio nei negozi non ci sono. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Uela. Ciao Santo. Ciao. Ascoltami, volevo mandare un messaggio a Claudio Benetti. Claudio? Mario. Sì. Allora, prepara una bella canzone fra 2 anni quando Salvini andrà a conquistare il comune di Milano. È vero. Sì, perché lo conquisteremo. È vero anche quello. Quindi prepariamo una colonna sonora. Sì, prepara una marcia trionfale proprio. Tutti. È vero. Un inno. Sì, Ciao Mario. Grazie mille. Tieni duro, Sammy, tenete duro, teniamo duro tutti. Grazie. Un abbraccione. Ciao Sammy. Grazie ciao. caro. Sì, visto che hai presagito tutto quanto finora, già il pezzo della vittoria, perché dopo quello che sta succedendo a Milano in questi mesi, con centinaia e centinaia di immigrati irregolari che ci abbattono avanti e indietro, che non sanno più che cosa fare, che non hanno un lavoro, che non hanno una casa, e che chiaramente diventeranno manovalanza per la criminalità organizzata, o comunque andranno a lavorare in nero con imprenditori senza scrupoli che gli daranno 2-3 euro, certo la prospettiva non è assolutamente bella per tutti noi. Buttiamo nel calderone un altro pezzo del Mario Benetti, magari dei tempi con le mele spinte. Qui devi scegliere tra El Sacocia e Num dell'Oratori, Allora, quale sceglieresti dopo la telefonata? Dopo la telefonata, ma direi Num dell'Oratori perché, ma sì, è quasi una canzone autobiografica, parla di me, del mio prete, del mio oratorio, è divertente, è molto legata alla terra, alle tradizioni. Se i giovani di oggi mi diranno tu sei fuori, allora avviserò, mi sono fundi l'oratorio. Forte. Il Mario Benetti, alcune di queste canzoni le trovate anche su internet, su iTunes, ma purtroppo c'è poca roba, e dovete contattare direttamente lui o anche il Sammy Varin scrivendo a sammy.varin@radiopadania.net. Pronto? Pronto? Buongiorno. Mi sente? Uela. Volevo solo dire che grande Pontida. Cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto il signor Renzi, l'asinello che girava fra il popolo padano. E niente, tutto mi è piaciuto, tantissima gente. Hai sentito che concerto? Sì, sabato sera ero lì. Bello. Sì, mi è piaciuto tutto, Bello. tutto, anche il tenore, il ragazzo. Il Tiraboschi, certo. Sì. Veramente bravo, sì. E l'altro che parlava del ristorante cinese. È proprio lui, è il Mario Benetti, è proprio lui. Sono qua. Grande. Infatti ho preso il CD, ho preso il CD che c'è la tua canzone. Difatti, prima di fare questa canzone mi sono complimentato con le cucine perché era veramente buono mangiare. Sì, infatti ho mangiato il brasato d'asino. Grazie caro, un abbraccio. Va bene,
avanti tutte, forza Lega. Avanti, e un grazie a tutti coloro che sono intervenuti a Pontida in uno dei 4 giorni di festona del 2014. Mario Benetti, qui ti salutiamo ringraziandoti per essere passato negli studi di Radio Padania. Ci risentiamo sabato prossimo nella replica a partire dalle 20:30, che si fosse sintonizzato negli ultimi minuti, e lanciamo nell'etere proprio questo pezzo, Nun dell'oratorio. Nun dell'oratorio. Sì. Ciao!